Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa in diretta su Telecolor. Vediamo i principali fatti sui quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. In primo piano vediamo ancora la guerra nel Golfo con la battaglia navale a Hormuz. Questo è il titolo di apertura. Gli Stati Uniti ha aperto un corridoio per il passaggio in fiamme cargo sudcoreano, gli Emirati attaccato un nostro sito petrolifero. E poi Meloni: non condividerei un disimpegno degli Stati Uniti, e venerdì vedrà Rubio a Roma. E poi il racconto di un capitano: i miei 66 giorni ad aspettare nello stretto tra missili e incertezza. Ancora vediamo il Cremlino in allarme con Putin che è blindato, rischio attentato o golpe. Vediamole ancora le altre notizie, e allora la fotonotizia dedicata ad Alex Zanardi, scomparso pochi giorni fa. Oggi ci saranno i funerali a Padova, ci sono i ricordi di Leo Dell'Orco, il compagno di Giorgio Armani, che racconta: con Giorgio c'era un'amicizia vera. Zanardi, coraggio ed esempio, con Armani appunto una grande amicizia. La cronaca, allora, oggi verranno sentite per il caso di Garlasco, per questa nuova inchiesta, le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, e anche il fratello della ragazza appunto che è stata uccisa 19 anni fa, Marco Poggi. Domani invece la procura sentirà Andrea Sempio, unico indagato appunto per la morte di Chiara. E allora vediamo convocati in procura le gemelle K e il fratello di Chiara. Come persone informate sui fatti, i legali fanno di Sempio un mostro. E poi vediamo nel taglio basso: Crans-Montana, la Svizzera non invierà più fatture. La Premier incontra il presidente elvetico, le famiglie non dovranno pagare, stiamo parlando delle spese mediche. Ricomposta la frattura diplomatica tra Italia e Svizzera dopo lo scontro dovuto all'invio dall'ospedale di Sion delle fatture per le cure dei feriti italiani nella strage di Kran. A margine del vertice europeo a Erevan in Armenia, Meloni ha avuto un colloquio con il presidente della Confederazione Elvetica Parmelin, che ha raccolto l'impegno: non manderemo più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Poi si parla della Biennale di Venezia. Padiglioni, visite, vigilia di tensioni appunto alla Biennale, con Buttafuoco che non cede. Dice: la potenza dell'arte è superiore a ogni prepotenza. E poi c'è il sindaco Brugnaro che prova a mediare. Andiamo a vedere la Repubblica di oggi. La battaglia di Hormuz è il titolo. Gli Stati Uniti distruggono 6 imbarcazioni dopo che i Pasdaran avevano lanciato missili e droni, colpito un sito petrolifero negli Emirati. E poi le parole dure di Trump, un'altra frase shock ad effetto che ha pronunciato ieri. Dice: se Teheran attacca, sparirà dalla terra. Ancora vediamo il presidente del Senato Ignazio La Russa contro la Global Sumud Flotilla. Propaganda non salva vite. E poi anche qui Garlasco, l'inchiesta di Garlasco, gemelle K e Marco Poggi oggi verranno sentiti in procura in attesa dell'interrogatorio di domani con Andrea Sempio. Andiamo a vedere La Stampa. Trump, l'accusa di Meloni, la Premier: non capisco gli Stati Uniti, l'Italia ha rispettato i patti, ma vedrà Rubio. Fondi per l'energia, l'Unione Europea boccia il piano di Giorgetti. Battaglia nel canale di Hormuz, intanto colpiti 2 mercantili. Trump: affonderemo motoscafi iraniani. Anche qui Garlasco, vediamo in tutte le prime pagine. In procura il fratello di Chiara e le gemelle K, i tormenti dei Poggi. Tornano ad essere sentiti nuovamente dagli inquirenti appunto i 3, il fratello della vittima e le cugine. Saremo a vedere appunto cosa emergerà da questi interrogatori. E poi lunga vita ai cani, negli Stati Uniti una pillola per la longevità degli animali che invecchiano come gli umani.
Ancora andiamo a vedere un'altra prima pagina. Allora vediamo intanto il resto del Carlino, la cronaca nel taglio alto. Un incidente a Forlì è costato la vita anche ad una ragazza di Palermo. Muore con l'amica gravissima la sorella, schianto in auto contro un albero, avevano 23 e 26 anni. Qui la foto delle due vittime, a destra appunto la ragazza di origini siciliane. E poi apertura su Hormuz, battaglia navale, scrive oggi il resto del Carlino, Trump vi spazziamo via. Oggi i funerali di Alex Zanardi, migliaia per salutarlo, era l'antidivo. E ancora vediamo Garlasco, c'è la foto delle due cugine, delle gemelle K, come sono oggi. Ora l'ora dei testimoni, oggi le gemelle K appunto andranno dai PM. Nel taglio basso c'è questa notizia, vediamo. Una crociera da incubo, l'allarme in crociera, l'antavirus uccide, si contano 3 morti su una nave nell'Atlantico. Il Messaggero di oggi, vediamo a Hormuz tornano i missili, l'Iran colpisce un cargo e attacca gli Emirati Arabi, torna la tensione nonostante la tregua appunto in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, una tregua sempre più fragile, con le parole che abbiamo sentito di Donald Trump, appunto vi spazzeremo via, queste le sue affermazioni nei confronti del paese medio orientale. E poi vediamo invece in alto Mattarella che ha ieri incontrato al Colle i campioni dell'Italtennis, esempio per tutti. Da oggi il foro, Mattarella esalta gli azzurri. Siamo su questa prima pagina, vediamo Garlasco il giorno delle K, dai PM anche il fratello di Chiara assieme alle cugine. E poi l'accordo tra Berna e Roma, la Svizzera, niente parcelle alle famiglie dei ragazzi feriti durante l'incendio che si è sviluppato alle Constellation durante la notte di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera, costata la vita a tanti ragazzi. Tanti altri sono rimasti ustionati e sono tuttora ricoverati. Andiamo a vedere il giornale di oggi. Rivoluzione casa. Sgomberi più veloci, la sfida all'illegalità. L'ultima bozza, appartamenti liberi in 60 giorni, stretta anche sulle morosità. E poi invece per quanto riguarda la politica, guai Dem, scrive il giornale, perché la Madia lascia il Partito Democratico e approda invece in Italia Viva. Del Rio quasi, il PD teme l'effetto domino. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, la battaglia di Hormuz, l'Iran attacca Emirati e Oman, gli Stati Uniti colpite imbarcazioni di Teheran. E poi per quanto riguarda i mercati, gli effetti di queste tensioni in Medio Oriente, petrolio in altalena, oltre i $115, le tensioni colpiscono i bond, borse europee giù. E poi il titolo principale, transizione 5.0, fuori i software in cloud, 5 comunicazioni obbligatorie. Decreto firmato dal ministro Urso, introdotto un nuovo obbligo per le aziende, l'avvio delle prenotazioni è atteso per la prima decade di giugno. Si parla anche di monopattini che dovranno adeguarsi alle nuove regole, quindi il targhino entro il 16 maggio. La richiesta si può fare online, il ritiro invece alla motorizzazione. Il Fatto Quotidiano, vediamo le notizie in primo piano. Si parla ancora del caso Minetti, che proprio è scoppiato dopo una serie di articoli del quotidiano. Cipriani nega, ma la cura era possibile in 8 ospedali italiani. Si torna a parlare di questo bambino che è stato adottato appunto dalla coppia Minetti-Cipriani, una
un'adozione molto delicata di un bambino comunque con dei problemi di salute, che richiede ricoveri e visite mediche costanti. Per questo motivo appunto è stata avanzata l'istanza di grazia della Minetti per poter seguire appunto questo bimbo. Cosa non torna però nell'intervista del compagno sul Corriere della Sera. L'imprenditore ringrazia Mattarella e prova a smontare quanto scritto dal Fatto, ma l'istanza per la richiesta di grazia continua a non tornare in tanti punti. Il Fatto Quotidiano va avanti con questa linea appunto, che questa vicenda con tanti punti oscuri, soprattutto legata all'adozione di questo bambino in Uruguay. Tagli alle intercettazioni, multe e galera ai cronisti. Tornano Nordio e Forza Italia contro chi le usa e chi le pubblica. Pene fino a 5 anni e multe da 100.000 euro a chi cita gli atti non segreti. Lo chiedono i forzisti. Il ministro vuole ridurre la spesa di 300 milioni all'anno. Si torna a parlare di intercettazioni. E poi Libero. C'era una volta la TV di Stato, report che è figuraccia. Ranucci, costretto ad ammettere di aver detto una balla su Nordio, va in onda e abbozza mezze scuse, poi però si fa scudo con gli ascolti. Ancora si parla di Minetti. Libero difende Minetti, le foto di una vita normale, parla di un finto scandalo che è stato appunto montato, giri al parco col bambino come una mamma qualsiasi, e in Uruguay nessuna follia. Questo per quanto riguarda alcune presunte feste e un giro diciamo di incontri che avveniva nel ranch del compagno Cruciani appunto in Uruguay, tra l'altro Cruciani vicino ad Epstein, quindi insomma un giro che purtroppo conosciamo bene ormai da mesi. Vediamo La Verità. Vietato dire no alla moschea, questa è l'apertura di oggi. I musulmani dettano legge pure sulla campagna elettorale. A Venezia i fedeli di Maometto si lamentano per lo spot leghista sui bus contro la costruzione di un tempio islamico. La società concessionaria della pubblicità fa rimuovere i cartelloni, il messaggio non rispetta il codice etico aziendale, il Carroccio fa ricorso. E poi invece a Genova spunta il manuale delle femministe per denunciare gli alpini. Adda Passà ha adunata 3 consigli per affrontare i disagi. Ecco, questo è il manifesto. Porta con te un fischietto, rivolgiti ai CAV, mascherona, scarica l'app. E poi ci sono dei numeri, segnala il tuo disagio nel form, c'è anche un QR code, insomma, in vista dell'adunata degli alpini prevista a Genova dall'8 al 10 maggio, un collettivo di femministe denuncia il macismo e il patriarcato delle penne nere e pubblica volantini in cui offre un sostegno anti-molestie alle donne e alla comunità LGBT. Munitevi di fischiette, se siete vittime di comportamenti inappropriati venite nei nostri centri. Ci fermiamo, facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con la seconda parte della nostra rassegna. Bentornati con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Adesso ci occupiamo dei fatti regionali, ma prima di tornare ai quotidiani andiamo a vedere invece le ultime notizie sul nostro sito siciliaweb.it. Andiamo a vedere l'apertura: truffa milionaria agli autonoleggi, chiesto il processo per 21. La banda si muoveva in tutta la Sicilia, imbrogliati pure 80 automobilisti. E poi dicevamo prima, lo abbiamo visto anche in prima pagina su alcuni quotidiani, questo schianto terrificante avvenuto a Forlì. Una siciliana muore, era una delle 2 studentesse appunto che ha perso la vita, la vediamo in questa foto, la ragazza appunto di Palermo. Accoltellato in piazza Curro, la telecamera potrebbe aver filmato tutto. Questo sempre per la cronaca, siamo a Catania. E poi sempre a Catania, sequestrato un quintale di cibo nel ristorante della Circonvallazione, privo di tracciabilità. E allora ritorniamo invece alla lettura dei quotidiani, vediamo cosa
c'è in primo piano oggi sui giornali in edicola. Ripartiamo da Repubblica Palermo, vediamo i soldi ci sono, gli ospedali no, in bilico 190 progetti del PNRR. Il flop delle case di comunità, solo il 2% delle risorse su iniziative realmente concluse e mancano 50 giorni alla scadenza, al termine del 30 giugno, appunto entro il quale le case e gli ospedali di comunità, strutture finanziate col PNRR, dovevano essere dichiarati attivi. I casi di Bagheria e Misilmeri e il nodo del personale. Vedremo che il tema dei fondi del PNRR, fondi non spesi, non riguarda solo la sanità, ma riguarda in generale tanti progetti in Sicilia che sono rimasti al palo, un'occasione mancata e sprecata. Andiamo a vedere invece per quanto riguarda la politica siciliana. Fratelli d'Italia riapre il caso Amata, una riflessione sulla sua presenza in giunta. Amata era uno dei nomi che fino all'ultimo si dava per certo venisse sostituito dal presidente Schifani nel rimpasto, ma così non è stato. E poi invece si parla del presidente dell'ARS Galvagno. Ieri il via al processo per corruzione, Galvagno diserta la prima udienza. Questo nel taglio alto. Nel taglio centrale invece la cronaca: mafia, mitra e vendette, i nuovi incubi di Palermo, l'inchiesta di Salvo Palazzolo alla luce dei 3 fermati che ci sono stati appunto nelle scorse ore, che apparterrebbero a questa banda la banda del Kalashnikov, rea di aver fatto degli agguati appunto in città e alle porte di Palermo. Qui vediamo l'ultima, il comando che ha sparato su un uomo ferendo un passante a Palermo. Appunto dicevamo ci sono 3 arresti. E poi Zen, 4 milioni per la piazza, il bando è pronto. Vediamo anche il taglio basso: pesca, aiuti dall'Unione Europea agli armatori, il governo agisca. Si parla anche di agricoltura, gli effetti del caro gasolio, a rischio la trebbiatura del grano. Andiamo a vedere all'interno. Intanto la notizia in primo piano, cioè i fondi del PNRR che non sono stati utilizzati in ambito sanitario. Su case e ospedali la regione è in ritardo, ok? Solo 10 cantieri su 200. Il flop della spesa appunto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, solo il 2% di spesa su iniziative concluse. Mancano 50 giorni alla scadenza. La prima grana per il nuovo assessore alla sanità Caruso. E poi la questione morale: Fratelli d'Italia ora medita, la posizione di Amata torna in bilico. Aperta una riflessione nel partito di Meloni, la soluzione è collegata a quella del rimpasto della giunta La Galla. Mentre nell'altra pagina si parla di Galvagno, anche lui travolto da inchieste giudiziarie. Ieri è iniziato il processo, prima udienza, processo per corruzione, ma in aula non si presenta. Intanto l'Avvocatura dello Stato chiede di costituirsi parte civile per conto dell'ARS e della Presidenza della Regione. Vediamo sempre dalla prima pagina cosa sta accadendo a Palermo. I giovani con il mitra si prendono Cosa Nostra, la battaglia di Palermo. L'ultimo episodio, dicevamo, lo vediamo qui, dove c'è appunto questo comando in azione in via Montalbo. Ci sono stati 3 fermati per questo agguato nei pressi di via Montalbo, dove insieme alla vittima designata è stata ferita anche un'anziana passante, ma ci sono stati altri precedenti. L'assalto, ricordiamo, al ristorante Brigantino di Sferracavallo, che ha suscitato sgomento e paura tra i commercianti e gli abitanti della borgata, che sono scesi in piazza sabato per chiedere sicurezza. E poi la sparatoria di via Don Minzoni nella zona della Fiera del Mediterraneo, che sarebbe collegata con quella successiva dalle parti del mercato di via Montalbo e avrebbe come movente lo spaccio di
droga. E ancora grande paura quando i Kalashnikov hanno sparato nel deposito della Sicily Baikar a Tommaso Natale nei pressi di un locale, in quel momento affollato di persone. Questi gli ultimi episodi appunto criminali avvenuti a Palermo, dietro i quali ci sarebbe questo gruppo armato. Ancora vediamo la Sicilia di oggi, vediamo intanto l'omicidio Rovetta, parla la figlia, una battaglia per la verità, vittima di mafia, la svolta 36 anni dopo l'agguato. E poi ancora vediamo per quanto riguarda la politica siciliana, Minardo allinea le truppe di Forza Italia, ripartiamo, regole per tutti. È il caso Galvagno sul peculato, il processo sia a Catania. Nel taglio basso dicevamo i fondi del PNRR, in ambito sanitario si è molto indietro rispetto a quelle che erano le previsioni appunto di questi progetti, soprattutto che riguardavano le case di comunità e gli ospedali. In generale in Sicilia le opere concluse si fermano al 12,6%, lo rivela uno studio inviato ai senatori. Vediamo la prima pagina di Palermo e provincia. Vediamo la caccia all'uomo dopo gli spari e l'ombra lunga di Cosa Nostra, 3 fermi per l'agguato di via Montalbo, il filo diretto con via Don Minzoni. Mentre a Catania cosa succede? In primo piano c'è questa notizia, un tentativo di far entrare dei telefonini all'interno del carcere di Piazza Lanza che però è fallito. Piazza Lanza resta blindato, pacco recuperato dalla polizia penitenziaria, dentro c'erano 4 cellulari. La prima pagina invece di Siracusa e provincia, vediamo qui rissa in piazza Santa Lucia tra bande di giovani di origine tunisina, ci sono 2 feriti. Cambiamo quotidiano e passiamo alla Gazzetta del Sud. E in alto vediamo Assemblea regionale, si costituisce parte civile contro il suo presidente Galvagno, accusato di peculato e corruzione, i suoi legali, il processo sia trasferito a Catania, mentre invece nel taglio basso si parla del ciclone Harry, un tesoretto da 130 milioni. A metterlo a disposizione delle imprese esportatrici siciliane colpite dal ciclone Harry è la Simest, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Andiamo a vedere questa notizia all'interno. Un tesoretto appunto da 130 milioni per le imprese colpite dal ciclone, uno strumento economico concreto, quello messo a disposizione da Simest, che è la società appunto per le imprese all'estero del gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Ieri c'è stato un incontro a Messina, l'iniziativa ha coinvolto l'Università, la Camera di Commercio, Sici Industria e gli ordini di commercialisti e avvocati. E poi invece per la cronaca torniamo a parlare dell'omicidio di Giuseppe Florio, il pensionato ucciso e poi abbandonato nelle campagne di Castiglione. Oggi l'autopsia sul corpo di Florio sarà conferito negli uffici della Procura di Messina l'incarico al medico legale per eseguire appunto l'esame autoptico sul 66enne assassinato in un'abitazione di Trappitello a Taormina da una coppia. Nell'indagine coinvolte 2 procure, quella di Messina e quella di Catania, iniziati i primi accertamenti sui telefonini. Vediamo ancora velocemente l'ultima prima pagina, quella del giornale di Sicilia, con il tentato omicidio di via Montalbo in primo piano, spari e vendette, 3 arresti e poi l'indagine armi facili per troppi giovanissimi, questo fenomeno in crescita, tra l'altro sempre più giovanissimi che si avvicinano appunto a questi gruppi criminali, alla criminalità organizzata. E poi
vediamo invece questa storia salvata dal male e dai cavilli. Vediamo una famiglia ritratta in questa foto. Il trapianto all'Ismet è stato possibile dopo un lungo iter burocratico internazionale. È necessario l'intervento del presidente della regione Schifani, sollecitato dalla moglie per questa bambina afghana di 3 anni, alla quale hanno donato una parte del fegato del padre. Una storia che forse finalmente ha un lieto fine. Ultima prima pagina, vediamo anche il quotidiano di Sicilia. Delusione PNRR, progetti al palo in Sicilia e zero impatto strutturale sul PIL del Sud. Centro studi, Camera e Senato a pochi mesi dalla scadenza, nell'isola speso soltanto il 12% dei fondi. Dicevamo, una grande occasione sprecata. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, ritorniamo domani come sempre con la nostra rassegna stampa.